I tamponi sono 1.1885, quindi abbiamo passato, siamo al milione, abbiamo superato la soglia fatidica. Le persone in isolamento sono 781, sono 44 più di ieri, per ovvi motivi li sapete. Il numero di persone positive è 19.318, più 4. I ricoverati sono 169, sono meno 2. Terapie intensive sono 9, più 1. È un signore, peraltro, adesso devo sempre stare attento a dire anche le località, perché poi è un signore che non c'entra niente con il focolaio del quale abbiamo parlato ieri. Morti 2023, il numero è invariato. I dimessi sono 3.611. I nati 84. Allora, tanto grazie per essere qui, è un fuori programma, però ho pensato, oggettivamente ragionandoci un po' sopra, come dico io, e ho pensato che fosse più corretto, se fosse per me verrei qui anche domani, insomma, a parlare ai cittadini direttamente, evitare che qualcuno vado a raccontare le cazzate. Penso che sia la cosa migliore, i cittadini lo hanno sempre apprezzato e grazie a voi che ci fate da tramite. Qual è il ragionamento? Il ragionamento è che ieri abbiamo parlato di un cluster, come viene definito, di un focolaio, che è un focolaio con 5 positivi. Poi ve ne parlerà il dottor Pavesi. Ecco, io vorrei ricordare che nonostante qualcuno abbia tentato di buttare benzina sul fuoco, che stiamo parlando di 5 positivi di un focolaio importato, cioè che siamo andati a prenderci il virus in Serbia e ce lo siamo portati a casa in auto. Punto, è finita lì la storia. Poi il piano di sanità pubblica interviene, agisce, qui c'è la regina del piano di sanità pubblica, colei che lo ha fatto e depositato e che li fa sempre per la regione del Veneto, stabilisce che i contatti stretti, cioè familiari, persone che comunque hanno fatto, che so, un altro viaggio in macchina, altre robe, persone che sono andate a cena assieme, hanno avuto contatti stretti, debbano essere messi necessariamente in isolamento fiduciario. Io penso che voi siate più esperti di me. Punto. Il Veneto non ha ripreso l'onda di contagi, il Veneto non ha avuto, guardate voi c'eravate ieri e io ho visto i vostri pezzi, sono stati assolutamente fedeli, però vedo che c'è una sorta di volontà di dare uno spaccato a livello magari nazionale che non è tanto coerente con quello che è accaduto. Voi sapete che il mio atteggiamento è quello sempre dell'estrema trasparenza e davanti a una storia come quella di ieri, nella quale si è parlato di un contagio portato da fuori, non è nato in Veneto, perché sappiamo l'origine di questo contagio, un viaggio in auto che riporta a casa 4 persone positive. Questo è quello che è accaduto. Il paziente 00, cioè il serbo, ci informano, spero di non dire, casomai gli ha allungato la vita, il signore serbo sembra sia anche deceduto, mercoledì ci dicono. Per carità, è un'informazione che abbiamo avuto, era grave, spero che non sia vero, ma ci dicono questo. Allora, per dire che la storia è assolutamente delineata, stiamo parlando di 5 positivi venuti che si sono contagiati in Serbia, punto. Dopodiché qualcuno dice, ma è l'R con T, cioè oggi c'è qui la dottoressa Russo, vi spiega sto R con T, cioè voglio spiegarvi che se io avessi 100 contagiati oggi e ne facessi 50 in più, il mio R con T sarebbe inferiore a quello di un'altra comunità che magari ha 2 contagiati e ne fa altri 2. Cioè i 50 contagiati in più dove ce ne sono 100 non fanno impennare l'R con T, dove da 2 contagiati si passa a 4, perché ragiona con la percentuale, avendo noi una percentuale bassissima, se non 0, perché siamo passati da 135 focolai da inizio giugno a 22 di oggi, avendo noi una percentuale bassissima di contagiati, appena fai uno scattino
è inevitabile che la percentuale va su. Vedrete dalla dottoressa Russo che però c'è anche qui una lettura che nessuno mai dà, che tra i contagiati ne abbiamo 118 che sono immigrati. Cioè, si apre anche il grande tema. Vedo che qualcuno dice ma le regioni dovrebbero, invocano autonomia, però dovrebbero allora stabilire le quarantene. Guardate, le quarantene dagli altri stati le stabilisce il governo, punto, non c'è altro da aggiungere, lo devono fare le regioni. Noi non ci occupiamo di frontiere ed è il governo che dialoga con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo dico perché qualcuno ogni tanto si perde per strada nel fare i ragionamenti. Non siamo noi che dobbiamo chiedere di far fare la quarantena a quel paese piuttosto che a quell'altro. In base ai dati epidemiologici la comunità sanitaria internazionale, l'ONU della sanità che è l'OMS, parla con gli Stati membri e dice: quante volte ho invocato in queste ultime settimane la necessità di paragonare modelli sanitari che sono differenti e cercare di assettarli. Voi capite che quante volte vi ho detto se non cerchi il virus non lo trovi, quindi se non fai i tamponi non lo trovi. Ma tutto questo ragionamento di ieri non c'entra niente con i tamponi, l'avete capito tutti, no? Riusciamo a spiegarlo bene ai cittadini. Non è una mancanza di tamponi, è un'auto che è arrivata con 4 contagiati dalla Serbia, ai quali sono stati prontamente tamponati, poi vi dirà il dottor Pavesi di questo. Ultimo aspetto, io ieri forse non ho avuto il dono della chiarezza, ma sono sicuro di averlo detto molto chiaro. Vi ho parlato di un'ordinanza che vi confermo lunedì, ma non di restrizioni rispetto alla libertà dei cittadini. Potrei chiederlo a voi cosa ho detto, sono sicuro che mi dite cosa ho detto. Ho detto che porterò un'ordinanza per essere ancora più efficace negli isolamenti fiduciari dei positivi e di coloro che sono stati contatti stretti. E vi ho anche detto, guardate che è stato tolto il penale, perché se è vero che c'è nel positivo, cioè il positivo se esce di casa può prendersi fino a 18 mesi di reclusione e c'è il penale e la multa non so deve essere 5.000 euro, una roba del genere, non mi ricordo più, fino a 5.000. Ma colui che non è positivo è in isolamento fiduciario perché è un contatto stretto, con l'ultimo decreto non c'è più il penale e la multa massima è 1.000 euro. Questo io ho detto. Quindi dico a tutti coloro che magari sono in ansia, giustamente, che magari sono stati male informati da qualcun altro, che noi non abbiamo mai annunciato provvedimenti restrittivi sui cittadini. Abbiamo detto che presentiamo un'ordinanza per essere più efficaci nel controllo di chi ha il virus e non deve andare in giro per le strade e infettare qualcun altro. Tant'è vero che ho introdotto anche un altro principio, che è quello che trovo corretto, che si pensi anche a legittimare sempre di più il trattamento sanitario obbligatorio in casi estremi. Qualcuno ha detto Mazzaia vuole usare il TSO dei matti. No, il trattamento sanitario obbligatorio non è per chi va fuori di testa, è un trattamento sanitario obbligatorio che nelle epidemie si può fare in casi particolari. Ovvio che qui c'è un vulnus anche qui legislativo, per cui il caso del paziente che non vuole stare in ospedale, che è visibilmente infetto, che è sintomatico, eccetera, in teoria il TSO lo dovremmo far veicolare attraverso un sindaco che lo dispone, cioè capite che è una roba che non finisce più. Invece il sanitario deve essere in condizioni di dire guardi, lei si ferma qui e non va da nessun'altra parte. Peggio ancora se colui che è infetto e è sintomatico addirittura gira per le strade, quindi c'è il tema della denuncia o quant'altro. Questo è quello che ho detto. Ho parlato con il ministro Speranza, fra l'altro mi ha chiamato lui, l'ho sentito ieri, ci siamo sentiti anche stamattina, penso alle 7, perché aveva visto i giornali, ne ha parlato e anche lui riconosce che il tema del trattamento sanitario va chiarito fino in fondo, perché effettivamente davanti a casi estremi i nostri sanitari, per attuare il piano di sanità pubblica, non è che lo fanno perché siamo entrati in una dittatura, no? Qualcuno dice il trattamento sanitario. Guardate che una persona infetta da coronavirus non può andare in giro, l'avete capito? Cioè stiamo parlando della propria salute, ma anche di quella degli altri, che ci interessa ancora di più, perché beccarsi l'infezione per colpa di qualcun altro non è mai il massimo della vita. Quindi anche il tema del trattamento sanitario è fondamentale chiarirlo fino in fondo. Quindi volevo semplicemente dirvi questo, stiamo parlando di 5 contagiati che vengono da fuori, stiamo parlando
non di un'ecatombe in Veneto di contagi, perché non c'entra niente. Poi la dottoressa Russo vi dà i dati a questa mattina e vedete che i dati sono assolutamente di una condizione covid free per il Veneto, lo potete scrivere senza problemi. Del resto vedo che anche il mondo scientifico dice il contagio è basso, la virulenza è una virulenza. Noi guardiamo i dati, noi non siamo degli scienziati, i dati che ci porta la dottoressa Russo sono dati censiti, ufficiali, che chiunque può controllare, che hanno dei nomi e cognomi dietro. Quindi la Serbia, i dati, il tema delle leggi e l'ordinanza per chi è in isolamento fiduciario, non per chiudere attività, fare lockdown e altre menate che vedo che qualcuno si diverte a diffondere come fake news, e poi ovviamente tutto quello che è il piano di sanità pubblica che ci sta a cuore. Però penso sia corretto adesso passare la parola al dottor Pavesi, ti cedo il posto Giovanni, che vi dà un ulteriore aggiornamento rispetto al cluster vicentino, che è da lì dopo dove parte questa vicenda. Prego. Grazie Presidente, buongiorno. Voce alta, sì. Buongiorno. È il primo caso di un ceppo importato dall'estero per noi, ma l'occasione per riportare agli esatti termini della questione, che mi pare siano stati anche abbastanza ingigantiti. La vicenda la conoscete: il 25 di giugno 4 concittadini veneti rientrano da un viaggio di lavoro dalla Serbia, presentano, soprattutto uno di questi, una forte sintomatologia abbinabile al coronavirus. Il 26 e il 27 non ritengono però di accedere ai nostri servizi, lo fa la persona maggiormente sintomatica il 28, o meglio la notte tra il 27 e il 28, accede al pronto soccorso di 90 lo prende in carico, ne verifica effettivamente da un esame obiettivo che il paziente presenta sintomatologia da coronavirus, viene trasferito in ambulanza da 90 a Vicenza. A Vicenza nella prima mattina di domenica viene tamponato, al pomeriggio abbiamo l'esito del tampone positivo, viene trattenuto nell'area Covid del pronto soccorso fino alla mattina del lunedì, dove non accetta di essere ricoverato alla proposta che gli viene fatta e firma per rientrare a casa. Dà sicurezza che abita in un'abitazione molto ampia e solo, non ha familiari attorno a sé tranne un collaboratore di famiglia. Torna a casa, lo teniamo monitorato come facciamo con tutti i soggetti che vengono ritrovati positivi e vengono domiciliati. Non riteniamo soddisfacente il contatto che abbiamo, e anche con l'aiuto del sindaco, che ringraziamo pubblicamente, il sindaco di Sossano, perché la residenza è a Sossano, mercoledì mattina con un'ambulanza ci ripresentiamo a casa del soggetto e lo ritrasferiamo in ospedale. In ospedale viene ricoverato prima in malattie infettive ed ora in terapia intensiva. La prognosi è ancora riservata, è critico, anche se abbiamo un moderato ottimismo delle ultime ore, mi pare che stia reagendo bene alle cure e alla terapia. Contemporaneamente vengono contattati anche i 3 compagni di viaggio che presentano una sintomatologia molto inferiore, uno è quasi asintomatico, uno è paucisintomatico e un altro anche lui ha pochi sintomi, e contemporaneamente il quinto caso è una persona che nel periodo tra il ritorno dalla Serbia e il ricovero in ospedale ha avuto contatti con questa persona. Quindi complessivamente sono questi 5 casi. Ci facciamo dare da questa persona, come facciamo con tutti, l'elenco dei contatti stretti. Partiamo già nella giornata di lunedì, e anche qua c'è stato un po' di reticenza nel fornirci tutti i dati che ci servivano. Partiamo come facciamo sempre, sia noi che i colleghi di Verona e di Padova, dove afferiscono 2 dei 5 casi a quella che ormai conoscete come l'indagine epidemiologica, quindi l'intervista ai contatti stretti, e che progressivamente allarghiamo con un'indagine anche autonoma nostra, fino ad arrivare a identificare 52 casi che riteniamo meritevoli di indagine. Lì abbiamo tamponati tutti, 52 solamente afferenti all'URSS Berica. Vi do gli altri 2 numeri che non vorrei essere impreciso, ma di qualche...
Ecco, 37 a Verona, mi pare 28 a Padova. E per quanto riguarda i 52 casi della ULSS di Vicenza, gli esiti sono stati del primo tampone, sono tutti negativi. Le persone però sono in isolamento fiduciario, verranno chiamate da noi per il secondo tampone. Concludo, mi sembra intanto forse l'interesse anche giornalistico della novità di questi casi importati dall'estero. Non è un focolaio nostro, non è una situazione che sia maturata all'interno dei nostri territori. Il secondo aspetto, mi pare un buon lavoro fatto dal sistema sanitario regionale nell'intercettare e verificare i casi che fortunatamente ad oggi sono tutti negativi. Noi ieri abbiamo dato un numero verde che, sottolineo, funziona anche il sabato e la domenica per eventuali altre persone che fossero venute in contatto con questi positivi oppure avessero avuto contatti di altro genere indiretti, di rivolgersi tranquillamente ai nostri servizi che provvedono a tutto il percorso di screening successivo. Resta, ed è questa l'ultima, quindi lo riteniamo, non dico nell'ambito della normalità, è ovvio, ma in un ambito di un'operazione che noi siamo pronti a fare, noi a Vicenza, a Padova, a Verona, in ogni e qualunque momento. Le strutture territoriali mi pare stiano dimostrando di essere molto oliate, perché ragionate, sono 100 tamponi che vengono fatti immediatamente su aree diverse della nostra regione su un medesimo caso che è stato immediatamente circoscritto. Resta la necessità di una collaborazione sul fronte proprio della sensibilità civica di queste persone che devono rimanere a casa. Le quarantene noi le controlliamo, nel senso le controlliamo telefonicamente, ma pensate che in questo caso queste 100 persone non è che possiamo tutte e 100 avere il carabiniere davanti alla porta di casa, quindi abbiamo un contatto giornaliero continuo con i casi più sintomatici e dei contatti bigiornalieri oppure attraverso anche l'amministrazione locale per i casi asintomatici, ma è chiaro che finché non facciamo il secondo tampone le persone non le liberiamo. Scusami, se possiamo chiarire per favore, dottore, la vicenda Bosnia, perché sì. Voi sapete che sono stata storia Serbia-Bosnia. Sì. Questa è una spiegazione, non è un errore di... No, è perché noi abbiamo sintetizzato dicendo il viaggio dall'estero. Queste persone effettuano un primo viaggio di ritorno dalla Bosnia, dalla Serbia, grazie Presidente, dalla Serbia dove si erano recati per lavoro. E questo è avvenuto tra il 23 e il 24, il 25 rientrano e quasi in giornata riprendono la macchina e vanno in Bosnia, a Medjugorje, da dove rientrano praticamente nella notte del 26, quindi è un doppio viaggio su 2 aree, entrambe a rischio, svolto probabilmente già sicuramente da una di queste persone, non so se più di una, già con i sintomi del contagio addosso. Mi perdoni, non ho colto questo punto. Cioè questi uomini, questi 4, prima vanno a fare il viaggio di lavoro in Serbia dove... Per lavoro, sì. Ecco, tornano a Sossano, dove sì. Diavolo è, e stanno poche ore e una giornata e ripartono per Medjugorje. Sì. Ma quando ripartono per Medjugorje sono già infettati? Perché... Riteniamo di sì, non vengono intercettati dai servizi, nel senso non lo possiamo dire con la... Perché non l'hanno detto nessuno, quindi... Perché nessuno le ha detto, però il tempo che noi stimiamo della virulenza e della patologia dovrebbe ragionevolmente farci dire che già dal primo rientro dalla Serbia, e ce lo conferma anche il fatto che i contatti avuti in Serbia sono i contatti, come ha riferito il Presidente, che poi vengono rilevati malati e pare anche uno deceduto. Mi scusi se la interrompo, ma è un dettaglio proprio per capire. Lei parla sempre di 5 positivi, no? 4 sì. Sono i viaggiatori, diciamo sì. Così. La quinta persona, come è entrata in questa vicenda? È entrata in contatto con una delle persone positive, al rientro, nella fase del 26 e del 27, si è incontrata, ha avuto contatti con uno dei positivi.
Quindi è un contatto locale. E sarebbe questa donna, questa commerciante che non voleva fornire informazioni? Corretto, è la persona di Padova. Non ha partecipato al viaggio, ma ha avuto contatti diretti con una delle persone. Vabbè, grazie. Allora vogliamo... Sì, Ora, direi di approfittare. allora io chiedo una cortesia ai colleghi per motivi tecnici, parlare molto forte il microfono, grazie. Van, poi chi c'è? Piero, Fois, Prigioni, dopo. Direttore, buongiorno. Rifaccio le domande tecniche un po' velocemente per avere un po' tutto. Allora, queste 4 persone sono tutti colleghi di lavoro? Sì, tranne una. Sì, 4 più una persona invece che non è dell'ambito lavorativo. Ok, 4 fanno il viaggio in macchina? Sì. Benissimo. Vanno in Serbia, Sì. nell'azienda Sì. di uno di questi. Restano lì e tornano indietro. Nel report di ieri abbiamo letto che hanno avuto a che fare con un operaio serbo e un operaio bosniaco, di cui uno già infetto. Ci può spiegare un attimino? Sulle vicende avvenute in Serbia non ho tutti i dettagli che può chiedermi, nel senso che abbiamo la conferma che hanno avuto contatti con persone che in Serbia erano infette e che dopo sono state ricoverate o sono andate in ospedale in Serbia. Adesso che fossero 2 o 3 gli operai, probabilmente c'è un focolaio, c'è un cluster in Serbia, probabilmente anche nella stessa struttura industriale dove lavorano, questo non siamo in grado di dirlo. E vi risulta che uno delle persone, uno degli operai con le quali sono venute in contatto sia morto? Ci è stato riferito oggi, sì. Noi dobbiamo dire che è grave, però ci è stato Sì. riferito che sembra Una persona adulta anche sì, di 8-70 Dai anni. questionari, dalle interviste che il vostro personale sanitario ha effettuato, quindi ha fatto le domande a queste 4 persone, che sono 3 vicentine e un veronese, Sì. corretto? Avevano avuto sentore di essere a contatto con persone che forse erano malate di coronavirus? Si erano preoccupate mentre erano in Serbia? Allora, che avessero avuto il settore sicuramente perché quando si sono presentate ai nostri servizi hanno subito identificato prima ancora di noi il fatto di aver avuto contatti con persone in Serbia che probabilmente non si dichiaravano infette ma che avevano tutti i sintomi della malattia. Perfetto. Secondo lei, o comunque da quello che vi hanno risposto, avevano la mascherina questi 4 veneti mentre erano in Serbia o in macchina o erano molto free? Se le dicessi con sicurezza la risposta non la so, riterrei ragionalmente di no. Sicuramente hanno viaggiato all'interno dell'autovettura senza mascherina. Si considerate che la Serbia ha il virus. Belgrado è in lockdown oggi. Belgrado è in lockdown oggi. Ah, in lockdown? Sì, sì. Sì, Belgrado. La Serbia in questo momento è in difficoltà. Come hanno spiegato? Perché è curioso, vai a fare un viaggio, vai per lavoro, torni e lo stesso giorno più o meno riparti per andare a Medjugorje, cioè andavano a pregare, Questo afferisce a comportamenti privati che noi non è che dobbiamo indagare. Le ricordo questa professione che il paziente con cui noi abbiamo avuto il contatto continuo è il titolare dell'azienda, quello che ha ricoverato, che faccio presente da quando si è presentato all'ospedale a quando è stato ricoverato ha obiettivamente rappresentato uno stato di salute particolarmente difficile. Dal 1 luglio praticamente non è intervistabile perché è stato trasferito in malattie infettive e subito dopo in terapia intensiva, e anche nella fase dei colloqui dobbiamo rappresentare una collaborazione ridotta ai minimi termini. Vi faccio un esempio che vale per tutti. Abbiamo chiesto in maniera molto insistita di avere l'elenco delle persone che avevano partecipato a questa famosa cena, la cena del 27, per il 27 sabato, all'esito della quale dopo, finita la cena, il soggetto si presenta in pronto soccorso. Abbiamo un elenco di 20 nomi, quando sappiamo con ragionevole certezza che gli invitati erano più di 100, adesso non abbiamo il numero esatto, ed è per questo che noi ieri abbiamo fatto, penso sia andato in stampa oggi, un comunicato che è una specie di appello a dire, perché ci risulterebbe che ci sia gente che ha partecipato alla cena e che non sia a conoscenza di tutta la vicenda. Adesso può sembrare un po' strano, ma
c'è anche gente che si informa poco, perché noi ufficialmente e sul fronte della collaborazione abbiamo avuto solamente 20 nomi da questo.